Manolas! Sei un ritardato! Non lo puoi dire. No, non me ne frega un cazzo! Mi demonetizzano il video, non me ne frega un cazzo! Non lo Manolas, sei un ritardato! In testa c'hai 2 criceti e neanche comunicano! No, raga, no. Titolo clickbait. Cioè, capito che io mi sono lamentato fino a mo' di avere Maksimovic Rahman in difesa e quel coglione di Manolas perché sei un ritardato al 94esimo, testa di cazzo. 3 punti che stavano arrivando non si sa per quale grazia di Dio tu al 91esimo fai il rigore, al 94esimo prendi il secondo rigore. Ehi, No. calmo. No. C'è l'infarto. Calmo. No. Vedi, Calmo. pure bella era. Bella, basta! Bella Gobbo! Non ci sta nessuno qua! Vaffanculo fuori! Vaffanculo! Ecco, non ci rompe più il cazzo. No, ragazzi! Ma cosa abbiamo visto? Mo rimani fuori! Perché è del Sassuolo, bella. È del Sassuolo. Raga, non ce la posso fare. Questo. Abbiamo fatto un punto in 2 partite col Sassuolo. La prima giocata in maniera scandalosa, senza il tridente offensivo, ci ha segnato Locatelli. La seconda, Locatelli ha segnato anche la Juve, però. che mazza. Mi sento onorato a questo punto. Ragazzi, io vorrei fare un complimenti al Napoli perché fare una figura di merda così grossa è difficile. Cioè, comunque tu. No, vabbè, figura di merda. No, per essere così ritardati, cioè tu ti ci devi impegnare in un momento di merda, mettere la mano sul difensore Però- che stava fuori dal campo. No, però un cazzo, perché il calciatore, l'attaccante, non so manco chi cazzo fosse, non me ne frega niente, stava fuori dal campo. Tu al 94esimo non ti puoi permettere di mettere la mano sulla spalla, che poi il contatto Però non. Ciccio Caputo. Mucca mamma, te e Ciccio Caputo. Poi io. Manolas, sei un coglione. Credo la partita migliore sotto il punto di vista del risultato perché eravamo riusciti a recuperare una partita che io non avrei mai detto che avremmo recuperato. Riesce ad andare sul 3-2 e dopo 3 minuti. Miracolo di Meretta. Miracolo di Meret, io non so se l'ha toccata. Perché rivedendolo non so se l'ha toccata. L'ha toccata. Sul tiro a giro di Berardi mi sembra l'abbia toccata, ragazzi. Se l'ha toccata, miracolo, ma comunque. Insigne R1 e cerchio. Insigne aveva fatto un gol da R1 e cerchio su FIFA. In Tiro a VR. giro fuori gioco di 1 millimetro. Sassuolo che è stato anche sfortunato, oltre alla traversa ha preso anche un palo. Quindi questo bisogna dirlo. Ma comunque Napoli che l'aveva ripresa. Napoli che fino a 10 secondi alla fine, mo cacchi per stramorto, stava in vantaggio. Aiù. Cioè, vincere questa partita era un qualcosa, a parte discorsi extra calcistici, era un qualcosa, ragazzi, di fondamentale vincere col Sassuolo, perché comunque, sì, squadra forte. Io mi sono rotto il cazzo degli 2 alibi. più 2 5. Sì. 2 più 2 5. Io Era mi- scritta. io mi- Era un cotone. Io mi sono rotto il cazzo degli alibi. Io mi sono rotto il cazzo della gente che mi dice guarda, ma era il Sassuolo, tipo Flati, no? Guarda, ma era il Sassuolo. Che salutiamo, Vladi. Era il Sassuolo, no? Allora, c'è sempre una buona ragione per fare una figura di merda. Oggi andare a pareggiare questa partita così, hai sofferto, perché il Napoli ha sofferto, ma è una figura di merda galattica. Dai, mo pensiamo a presentarci contro la Juve. Ora devo, aspetta, ora, a parte presentarci contro la Juve, devo fare in ordine Roma, Atalanta, Juve, Lazio e Milan. E mo Cassord. Sì, esatto. Io gioco di. Allora, io ho giocato ieri, ha vinto, quindi abbiamo perso 2 punti già con la Juve, GG. E quindi stasera tifiamo Milan e affossiamo il Napoli No, in campionato. direi proprio di no. Vabbè ragazzi, che merda. Complimenti, bravi.